Premessa, non rispondo quasi mai ai commenti, tante volte neanche non li leggo, e è un po' difficile seguire tutte le cose. Approfitto per dire, chiedo scusa a tanti che mi chiedono l'amicizia, ma ormai ho raggiunto quasi 5.000 contatti e quindi mi è difficile. Comunque se mi scrivete rispondo sempre quasi a tutti, insomma, quindi sono qui. Detto questo, rispondo a un commento di un amico, una persona che stimo molto, che è Yanis Rodolfo, ex insegnante, credo anche dirigente di scuola, e siamo stati in consiglio comunale insieme, io con Forza Italia e lui era con, se non sbaglio, con la Margherita, una persona che stimo molto, e ieri, siccome ieri ho postato una foto in cui praticamente avviso che non ci pigliamo alle minacce, alle critiche di certi soggetti, continueremo a pubblicare le notizie come abbiamo, a seconda della sensibilità che abbiamo. Tra i vari commenti così di supporter, di amici, alcuni un po' scherzosi, eccetera, mi scrive l'amico Yanes, di cui ripeto ancora una volta ho stima, è per questo che rispondo, e mi descrive il delirio di onnipotenza non porta molto lontano. Allora, rispondo all'amico Yanes, ma anche diciamo in generale. Allora, capisco che certi interventi possano dire, ma questo qua cosa scrive, chi crede di essere? Allora, premesso che mi sento anche molto fragile per tutta una serie di situazioni che ho a monte, e soprattutto non ho nessun astio verso spacciatori o persone che in qualche modo si sono comportati male. Però il delirio di onnipotenza, caro Rodolfo, ce l'hanno certi soggetti qui a Chioggia, che purtroppo per tutta una serie di ragioni, perché gli uffici della pretura sono impegnati, perché c'è tutta, anche sui giornali di oggi c'è l'articolo, mi sembra sulla Nuova, sul Gazzettino, in cui parlano che mancano addirittura 50 magistrati solo nel Tribunale di Venezia, che sono 6 mesi che devono decidere, l'ufficio che decide gli arresti, che è indietro con tutto quanto. In base a tutte queste cose ci sono alcuni soggetti a Chioggia, li abbiamo citati più volte, uno di questi è questo Marco Penso, che praticamente continua a delinquere, ok? Dalla tentata rapina alle aggressioni, alle botte ad anziani, e è andato dentro, ripeto ancora una volta, è andato dentro il ristorante al Bersagliere prendendo a calci il signor Loris che ha 80 anni, e tutte queste situazioni purtroppo la gente è stufa, io non voglio fare il capobastone, il capopopolo eccetera, però onestamente magari posso essere preso come diciamo un presuntuoso, come un delirio di onnipotenza, ma voglio dire, io ho visto, ormai sono 13 anni che diciamo c'è Chioggia Azzurra, che pubblichiamo eccetera, e bene o male vedo che diciamo influenziamo l'opinione pubblica, non è che non la influenziamo, mi prendo, allora voglio dire, il comune di Chioggia, fatalità, è l'unico comune di tutto il Veneto che ha 3 consiglieri regionali. Sono stato io a dire votiamo i candidati locali. È una coincidenza? Benissimo, sarà una coincidenza. Il mercato del giovedì, da credo 2 anni, sono calati drasticamente i furti con destrezza, ok? I borseggi. Fatalità, sono 2 anni che ogni giovedì noi siamo con le telecamere durante il giovedì. È una coincidenza? Benissimo. Perfetto, però ci sono anche altre situazioni di cui la gente mi ferma per strada, mi sprona ad andare avanti in queste iniziative, e addirittura ci sono persone che hanno sbagliato, gente che ha spacciato, gente che è stata anche in galera, che mi ha fermato per strada e mi hanno detto grazie per quello che fai, io non ho nulla contro di te, anzi grazie a quello che stai facendo non ho più intenzione di tornare a delinquere, voglio trovare un lavoro e non voglio più trovarmi in questa situazione. Ecco. Quindi a fronte di persone che continuano a comportarsi in modo incivile, ed è anche riduttivo dire incivile, a fronte di soggetti che mi dicono che non devo scrivere di questo Marco Penso, che non devo parlare della famiglia, la famiglia, cari signori, lo ripeto ancora una volta e non mi stancherò di dirlo, ha ottenuto, non si sa per quale motivazione, un appartamento dell'Ater a Vigo, ok? Allora ieri mi ha scritto il figlio dicendo ma tu non devi, anche noi abbiamo diritto,
perché mia madre ha un figlio piccolo. Ci sono famiglie a Chioggia che hanno due figli piccoli che portano delle disabilità importanti e non ha avuto a casa. Cioè, cioè, voglio dire, questi tra l'altro, lo ripeto ancora una volta, hanno un motoscafo da 300 con motore 300 cavalli in Canalvena dove non potrebbero stare motori superiori ai 50 cavalli e soprattutto è un motoscafo, non è una barca da pesca. Okay. Questi l'hanno dichiarato nell'ISE quando sono andati all'ufficio sociale a dire abbiamo bisogno di una casa, l'hanno dichiarato. Sarei curioso di sapere se l'hanno dichiarato. Ecco, questo, ecco. Quindi il mio, se viene interpretato come un delirio di onnipotenza, onestamente non mi sembra di essere così tanto onnipotente, ma continuerò a rompere i coglioni a chi si comporta in modo scorretto e civile in questa città. Non me ne frega niente, potete fare quello che volete, è delirio di onnipotenza, sarà delirio di onnipotenza, ma continueremo sempre.